Alice, come hai trovato questa mostra e perché è importante educare i ragazzi a queste tematiche? L'ho trovata molto interessante e ho visto anche che tante persone si fermavano a leggere le cose. Mi piace tantissimo che una mostra così interessante e seria sia all'interno di un centro commerciale, perché visto che ormai le persone non vanno più alle mostre, allora sono le mostre che vanno alle persone e questo è veramente molto molto bello. Hai portato la tua esperienza, tu sei sempre stata molto vicina ai temi dell'ambiente, del rispetto e dell'ecologia. Beh sì, sono stata invitata qui insieme a Chiara Montanari per parlare un po' della mia esperienza legata alla conoscenza del mondo. Quando le persone mi dicono tu fai reportage di viaggi, io dico adesso tanto ne faccio meno, però faccio un programma che è Il Mondo Insieme tutte le domeniche in diretta su TV 2000 dalle 15 praticamente, dalle 15:20 alle 18, dove dico sempre noi non è che facciamo turismo, noi raccontiamo il mondo, cioè a me piace raccontare il mondo con tutte le sue sfaccettature, quindi ci sono le cose più belle, le cose meno belle, però è giusto promuovere la conoscenza. Ultima domanda, il futuro è probabilmente anche qui un turismo di tipo sostenibile. Il futuro deve essere per forza sostenibile, io l'ho detto oggi nel mio intervento, ci sono dei dati che sono veramente spaventosi. Dal 1970 a oggi il WWF internazionale ha dichiarato che abbiamo perso il 50% delle specie selvatiche. Ripeto, dal 1970 a oggi abbiamo perso il 50% delle specie selvatiche. Ci sono anche allarmi che dicono che ci stiamo uccidendo perché stiamo inquinando talmente tanto questo pianeta che poi non so come andrà a finire e quindi il futuro non può che essere ecosostenibile. Io credo che si possa fare, però bisogna volerlo fare.